Buonasera a tutti, benvenuti al nostro consueto appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Oggi è 15 marzo, si celebra il fiocchetto lilla per sensibilizzare e informare, quindi fare prevenzione sui DCA, che sono i disturbi alimentari. È una data importante, soprattutto quella del 2021, perché oggi si celebrano i 10 anni, quindi da 10 anni che il fiocchetto lilla fa questa sorta di sensibilizzazione a livello nazionale. Cosa sono questi DCA? Questi disturbi alimentari sono delle vere e proprie patologie che colpiscono prevalentemente il sesso femminile e infatti prima si pensava fossero delle patologie di genere. In realtà adesso si stanno allargando anche al sesso maschile. Hanno delle fasce di età, colpiscono principalmente gli adolescenti, ma negli ultimi studi si è visto che effettivamente si è abbassata l'età di, di esordio di queste patologie. Purtroppo la situazione attuale in cui ci troviamo non ci porta ad avere miglioramenti, infatti c'è una crescita esponenziale di questi disturbi e considerate che nell'ultimo lockdown c'è stata una crescita del 30% e si sono, come dicevo prima, abbassate proprio le età. Quindi è necessario intervenire e fare subito, sensibilizzare la società, anche perché spesso e volentieri vengono percepiti come, non come vere patologie, ma come dei capricci, dei vezzi da parte dei figli. Quindi è importante che si capisca che dietro un disturbo alimentare c'è un vero problema. I disturbi alimentari più conosciuti sappiamo quali sono, quindi l'anoressia nervosa, la bulimia, il binge eating, quindi il mangiare incontrollato, no? E purtroppo danno serie problematiche a questi pazienti, sono patologie psichiatriche sostanzialmente, e così vanno curate. In realtà io sono una volontaria di un'associazione che qui su Cosenza si occupa di disturbi alimentari, che è l'ADAC, e che da più di 11 anni è qui sul territorio. Siamo un'associazione dove un punto cardine è l'equipe. Siamo un'equipe di professionisti, di liberi professionisti che in modo volontario diamo il nostro servizio presso questa associazione. Siamo psicologi, biologi nutrizionisti, medici, psichiatri, quindi è importante che ci sia alla base della cura del disturbo un'equipe di professionisti, perché è multidisciplinare come tipo di patologia. Non è un centro residenziale il nostro per il momento, però noi accogliamo gli utenti, valutiamo e cerchiamo di fare soprattutto prevenzione. Facciamo prevenzione nelle scuole, facciamo prevenzione, sensibilizziamo nelle piazze quando è possibile, in modo da far conoscere questi disturbi e far sì che non ci siano, non vengano magari minimizzati. Un'altra cosa fondamentale per quanto riguarda questi tipi di disturbi è la famiglia. La famiglia si deve creare una vera e propria relazione professionale tra l'equipe, tra i professionisti che si occupano dell'utente e la famiglia, e non può essere lasciata al di fuori, anche perché considerate che in un primo momento i parenti, i genitori di questi ragazzi possono provare vergogna, paura, si sentono smarriti, no? E non sanno come reagire, come comportarsi. Spesso tendono a minacciare i figli per farli mangiare, oppure promettono viaggi e regali affinché questi mangino. In realtà bisogna coinvolgere la famiglia, perché la famiglia è il secondo porto sicuro oltre a quello dei professionisti, e quindi in sinergia si può curare, si può guarire, e non bisogna lasciare queste persone al loro destino.
Comunque noi ci siamo e quest'anno non siamo in piazza perché non c'è stato, non è possibile, ma ci siamo lo stesso, quindi accogliamo queste persone e facciamo sì che non si sentano soli e non si sentano abbandonati. Noi ci siamo e io vi auguro buona serata. Se avete dubbi mi potete contattare, se avete bisogno di ulteriori informazioni, i miei canali social, il mio numero è su Facebook, quindi io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.